Buonasera e ben ritrovati con Focus Veneto, il nostro spazio di approfondimento dedicato ai temi di attualità, sempre in primo piano l'emergenza sanitaria e i risvolti legati a chi ha acquistato un viaggio o una vacanza e la deve cancellare o se l'è vista annullare. Ne abbiamo parlato con il presidente di Adiconsum, Davide Cecchinato. Nel primo blocco di domande partiamo proprio dalla possibilità di ottenere il rimborso se a causa di questa emergenza coronavirus si è cancellata una prenotazione o un viaggio. Allora, innanzitutto bisogna analizzare caso per caso, perché ogni caso deve essere valutato compiutamente in base alle circostanze che le ha prodotto. Se vogliamo fare un ragionamento generico, possiamo dire che il viaggiatore ha diritto al rimborso. E tra l'altro è stata emanata recentemente il 2 marzo il decreto legge 9 che prevede appunto il diritto di avere il rimborso o un voucher di importo pari a quello che è stato pagato per il servizio, sia nel caso di trasporto aereo, ferroviario, marittimo e naturalmente anche nel caso di annullamento di un pacchetto turistico, come anche le gite oppure tutte quelle attività di trasporto che erano inerenti alla partecipazione di un concorso, di un meeting, di una fiera o quant'altro. Quindi questo vale per i biglietti, poi entreremo anche più nel dettaglio di questo aspetto, e chi avesse prenotato anche la location, quindi una camera d'albergo oppure un B&B? Allora, in quel caso lì naturalmente si può chiedere assolutamente il rimborso in questo particolare frangente in cui ricordiamo che sono sostanzialmente sconsigliati tutti i movimenti, anzi vietati direi di tutto punto. Chiaramente bisogna inviare una comunicazione scritta all'operatore turistico o ricettivo chiedendo appunto il rimborso. Come dicevo prima, il decreto legge 9 prevede questa procedura: l'invio entro 30 giorni di una comunicazione in merito all'annullamento del viaggio. Entro i 15 giorni successivi il tour operator, l'agenzia, deve rispondere manifestando la volontà di procedere appunto all'emissione di un voucher valido per un anno per effettuare la prestazione successivamente oppure per procedere al rimborso di quanto sia pagato. Adesso siamo nel pieno di questa crisi, come ricordava non sono nemmeno consentiti gli spostamenti al di là delle cause, delle motivazioni strettamente necessarie, ma per chi avesse magari prenotato un viaggio più avanti nel tempo, in maggio, in giugno o addirittura durante l'estate, può lo stesso usufruire di questi paracadute, quindi di queste tutele? Allora, la situazione è in evoluzione, lo sappiamo tutti, ci sono nuovi fatti, nuovi eventi ogni giorno, quindi adesso è molto difficile fare una previsione su come sarà la situazione allora. Speriamo che sia delle migliori, che sia ottimali naturalmente. Quindi il consiglio è quello di non farsi prendere dal panico, di attendere l'evoluzione della situazione. Se si tratta di un viaggio programmato per giugno, per luglio, per l'estate, e adesso è prematuro decidere su che cosa fare e quindi è opportuno magari contattarci in proseguo nell'imminenza del viaggio 1 o 2 settimane prima per capire appunto come comportarsi anche alla luce del quadro che ci sarà allora. Negli altri paesi europei che cosa succede per quanto riguarda i diritti dei consumatori, anche se stiamo parlando di un caso davvero eccezionale e purtroppo senza precedenti dal dopoguerra? Sì, davvero un caso mai visto negli altri paesi. All'interno dell'Unione Europea naturalmente ci sono gli stessi diritti che ci sono in Italia, perché si tratta appunto di uno spazio economico e giuridico uniforme, e dal nostro punto di vista riceviamo però chiamate di persone che sono magari in America Latina o anche qualcuno in Oriente che non riescono a ritornare appunto per la chiusura degli aeroporti. In questo caso noi consigliamo di contattare l'unità di crisi della Farnesina appunto per organizzare il rientro. Volevo poi aggiungere un altro aspetto: attenzione alla sottoscrizione delle polizze assicurative, perché abbiamo notato che purtroppo molte polizze hanno una clausola di esclusione che è proprio quella del contagio della pandemia, quindi si rischia di non poter
far attivare questa garanzia assicurativa e di rimanere quindi con l'impossibilità di ottenere il rimborso. Ecco, lei ha già anticipato un'altra questione molto importante che preoccupa magari chi in questo momento si trova all'estero per motivi di lavoro sostanzialmente, perché adesso i viaggi per diporto, per vacanza non sono permessi e quindi da un giorno all'altro vediamo compagnie che chiudono i collegamenti. Proprio in questi giorni anche il ministro delle infrastrutture ha decretato la chiusura di numerosi scali italiani, tra i quali anche il Catullo fino al 25 di marzo, e c'è chi pensa appunto di essere pienamente tutelato con la famosa assicurazione, la casco a volte viene definita, che viene anche proposta dagli stessi tour operator o dalle compagnie. Sì, facciano molta attenzione di verificare le clausole contrattuali, di verificare che non ci siano clausole di esclusione specifiche come quelle che ho citato prima, quindi contagio, pandemia e altre situazioni sanitarie di questo genere. In ogni caso di contattarci, Adiconsum Verona, anche se a ranghi ridotti in questo periodo, continua la sua attività di consulenza a livello telefonico per verificare appunto ogni caso singolo, perché in questa situazione molto fluida è molto importante avere informazioni nel caso specifico per dare anche una consulenza specifica a tutti i consumatori e ai viaggiatori. E adesso parliamo più dettagliatamente dei titoli di viaggio, insomma dei biglietti per chi magari si trova nella zona rossa come il nostro paese e deve spostarsi anche per motivi di lavoro e si vede annullare la prenotazione, o chi invece vorrebbe andare in vacanza ma ha paura di restare bloccato all'estero. Anche lì bisogna valutare ogni titolo di viaggio. Ricordiamo che ci sono titoli di viaggio che permettono appunto il rimborso, altri no, però abbiamo notato una policy abbastanza omogenea da parte delle grandi compagnie, soprattutto del settore aereo, che è quella di permettere il rimborso. Quindi anche in questa ipotesi bisogna analizzare caso per caso, verificare chi ha emesso il titolo di viaggio e con loro poi decidere il da farsi. Per quanto riguarda i viaggi ferroviari invece abbiamo verificato che sui vari siti di tutti quanti le società ferroviarie sono già disponibili le informazioni per ottenere il voucher oppure anche il rimborso, quindi una minima attività anche investigativa tramite la verifica su internet di quali sono le modalità può aiutare per risolvere questo problema. E quando ho appurato di avere diritto al rimborso, come e a chi devo richiederlo? Beh, innanzitutto la società che ha fornito il servizio, quindi tramite l'invio di una comunicazione sarebbe auspicabile tramite PEC, ma comunque anche un messaggio di posta elettronica normale va bene, e magari mettere per conoscenza anche la nostra associazione in modo tale da avere una garanzia in più sul rimborso, sull'emissione del voucher. Se ci fossero difficoltà, ritardi o altri casi specifici che non permettono un rimborso celere, l'invito è quello appunto di contattare la nostra associazione. E se ho diritto al rimborso, il vettore è obbligato o può restituirmi l'importo in denaro? Come dicevo prima, il decreto legislativo, il decreto legge numero 9 sostanzialmente parla di rimborso o emissione di un voucher valido un anno, quindi pare che la scelta sia discrezionale e quindi affidata a chi doveva fornire il servizio, quindi il tour operator, la società ferroviaria, marittima o aerea. Ho prenotato un viaggio, ma la destinazione potrebbe essere in una zona dove poi potrei finire in quarantena. Ho diritto al rimborso? Direi proprio di sì in questo caso, anche perché viene meno la finalità di svago, se si può parlare di svago in questo periodo storico, che magari volevo ottenere con quel viaggio. Se invece la mia destinazione è in un'area che può essere vicina al contagio, anche se ormai stiamo parlando di pandemia, e quindi la ritengo pericolosa, ho diritto al rimborso?
In questo caso è una rinuncia volontaria perché non c'è un pericolo effettivo. A riguardo comunque consiglio sempre di verificare su viaggiarisicuri.it, che è lo strumento messo a disposizione dalla Farnesina per capire la pericolosità di singole aree e quindi in questo caso, essendo volontaria la rinuncia, non ho diritto ad alcunché. Posso comunque contrattare con l'agenzia, con chi mi ha fornito il servizio, una meta alternativa, una soluzione alternativa. Questo dunque può valere anche nel caso in cui io rinunci anche se non c'è un espresso divieto? Assolutamente sì, essendo una rinuncia di tipo volontaria, il consiglio che diamo è quello di contrattare appunto una soluzione alternativa. Se invece la compagnia mi comunica che a causa di questa emergenza il volo è cancellato o è ricollocato con altre destinazioni, a che cosa ho diritto? Beh, se il volo è cancellato sicuramente ho diritto al rimborso del prezzo del biglietto aereo. Se c'è un ricollocamento, anche lì, essendo un'ipotesi specifica, bisogna andare a verificare che tipo di collocamento è, se è efficace come il viaggio che avevo prenotato nel raggiungere a livello di tempo e di economicità la meta predestinata o meno. Dai biglietti ai cosiddetti pacchetti turistici, che comprendono sia appunto il titolo di viaggio ma anche l'alloggio, il soggiorno in un posto di vacanza e quindi tutte queste problematiche legate a un'emergenza sanitaria che sta ormai bloccando il mondo intero. Sentiamo. Certo, anche in questo caso si parla di impossibilità sopravvenuta e quindi è diritto del viaggiatore e del turista ottenere il rimborso. E chiaramente anche qui siamo sotto la vigenza del decreto legge numero 9, quindi spetta al tour operator decidere se dare un rimborso economico oppure un voucher da spendere nei 12 mesi successivi. Se invece in Italia la situazione tornasse alla normalità, come tutti speriamo quanto prima, ma invece la mia destinazione è in un'area in cui è vietato l'ingresso e io ho il biglietto, ho il pacchetto prenotato, ho diritto al rimborso? Se lo sconsiglio è all'interno degli annunci fatti su viaggiarisicuri.it dalla Farnesina, assolutamente sì, ho diritto al rimborso appunto perché c'è questo sconsiglio dal Ministero, emesso dal Ministero, che non mi permette di viaggiare in quel determinato paese. Ho appurato di avere diritto di recedere dal pacchetto e dunque al rimborso. L'organizzatore è obbligato a restituirmi l'intera somma in denaro? Anche qui, nella vigenza della normativa del Codice del Turismo che disciplina appunto i pacchetti turistici, assolutamente sì. Con questa nuova disciplina del decreto legge numero 9 non è così pacifico, nel senso che è una scelta, noi riteniamo purtroppo discrezionale, del tour operator poter ottenere e far ottenere al turista il rimborso oppure un voucher. Molte persone hanno rinunciato ad un pacchetto già prenotato perché ritenevano che nella destinazione dove dovevano andare potessero esserci delle misure restrittive. In questo caso hanno diritto al rimborso? Se è una rinuncia di tipo volontario non c'è un effettivo pericolo conclamato e certificato dagli organi deputati, direi proprio di no. Però anche qui attenzione, valutiamo ogni caso singolo, andiamo a fare un approfondimento di quello che si tratta e soprattutto contrattiamo con l'agenzia e il tour operator un'offerta alternativa. Quindi questo vale anche per chi non si sente sicuro e teme di poter finire in quarantena e rinuncia anche se non c'è un espresso divieto di ingresso in quel paese? Assolutamente sì, ci contattano persone che hanno in programma viaggi nel mese prossimo o comunque anche a maggio, ma che devono partire magari con la famiglia, con i bambini piccoli o con altre situazioni di persone che magari dal punto di vista di salute non sono in piena forma, e se queste non si sentono più sicure psicologicamente certe di poter ottenere quello svago che possono ottenere con il viaggio, il consiglio è quello appunto di ricontattare l'agenzia e cercare delle soluzioni che siano alternative. Un aspetto che raramente viene calcolato, viene messo diciamo sul
piatto della bilancia nell'eventuale contenzioso è il danno psicologico. Uno magari ha risparmiato per tanto tempo per una vacanza che voleva fare da anni e questa viene annullata per cause che non dipendono da lui, ma per questa emergenza. Questo aspetto solitamente non viene tenuto in conto. Diciamo che siamo in una situazione di emergenza e quindi per questo motivo non viene tenuto in conto, per un aspetto rilevantissimo naturalmente. Le ferie, le vacanze sono tanto sospirate, quindi se vengono annullate viene meno quella possibilità di rigenerarsi anche psicologicamente. È un periodo insomma molto teso e, se vogliamo, da certi punti di vista drammatico per tutti quanti. Noi crediamo ci sia anche in futuro la possibilità che ci siano dei postumi da questo punto di vista degli esiti psicologici. Direi un problema alla volta. Intanto pensiamo alla nostra salute, rimaniamo in casa il più possibile, se non per i noti motivi che conosciamo tutti: salute, lavoro e necessità, e speriamo che il quadro prima o dopo migliori nel più breve tempo possibile. L'ultima domanda l'abbiamo riservata all'aspetto ancora più sgradevole, le truffe, i raggiri e alcuni episodi di sciacallaggio legati a questa emergenza sanitaria. Sentiamo. Sì, appunto, purtroppo la paura è sempre cattiva consigliera, soprattutto in questo periodo in cui insomma si attivano queste figure di sciacallaggio. Il consiglio che diamo è: se si presentano al nostro domicilio persone che ci offrono servizi, come ad esempio è capitato di effettuare tamponi verso il pagamento di un corrispettivo, consigliamo sempre di riservarsi di chiamare le forze dell'ordine per verificare la veridicità della proposta, e vedrete che con questa semplice minaccia loro si dilegueranno e non chiederanno ulteriormente soldi. Molte più insidiose invece sono quelle che ricordava lei, appunto le truffe tramite internet, tramite email, perché sono sempre più sofisticati i metodi che vengono adottati per spillare quattrini ai consumatori. Quindi verificare compiutamente ogni richiesta e, nel dubbio, contattare anche la nostra associazione, che può essere d'aiuto per evitare di perdere un bel po' di quattrini. Grazie a Davide Cecchinato e buon lavoro. Grazie.